Erika Baldini. Sì, mi fa moltissimo piacere che il titolo di questa puntata sia proprio sui vitalizi, perché mi dà modo di spiegare bene fino in fondo il tema e l'impegno che stanno dimostrando i nostri parlamentari giù a Roma, in particolare con la delibera che è stata portata in ufficio di presidenza questi giorni, che si spera arriverà in aula presto per essere poi votata e a novembre, come è stato detto anche da Federico D'Inca, che siede appunto in ufficio di presidenza, possa essere votata dal Parlamento tutto. Questo è chiaramente il risultato atteso. È curioso come siano cambiati anche i termini che si sono usati per questa vicenda, perché siamo passati dal definire i vitalizi, anzi l'abolizione dei vitalizi, come qualcosa di incostituzionale, e siamo arrivati oggi a dire che deve essere una cosa condivisa, quindi non si parla più di incostituzionalità, anche perché mi viene da pensare che non c'è nessun articolo della Costituzione italiana che preveda il vitalizio per gli onorevoli e gli ex appunto parlamentari di Camera e Senato o i consiglieri regionali, ad esempio. Non c'è nessun articolo della Costituzione che ne parli, quindi è evidente che non si tratta di un privilegio costituzionale. È un privilegio sì, ma non c'è una guarentigia costituzionale sotto questa prebenda. Per cui la delibera che è in ufficio di presidenza, a nostro modo di vedere, è assolutamente legittima, in quanto non si parla di abolizione tout court, ma di rimodulazione e ricalcolo del vitalizio, nel senso in cui si va a rimodularlo tenendo conto del metodo contributivo, cioè perdura il diritto, ma va ricalcolato sulla base dei contributi che il parlamentare ha versato negli anni per maturare quel diritto, esattamente come avviene oggi per i consiglieri regionali, giusto? E quindi, ripeto, è una cosa legittima, non si parla più in effetti neanche dalle controparti di incostituzionalità, e è evidente che la questione oggi sta su un altro piano, quindi vedremo alla prova dei fatti chi vuole effettivamente abolire questo privilegio assurdo e chi invece lo vuole mantenere, forse perché ha una base di parlamentari troppo ampia da accontentare, per cui ci sarebbe una sommossa all'interno del Parlamento nelle varie forze politiche. Questo noi del Movimento 5 Stelle non ci tocca, è evidente, e vogliamo fare appunto gli interessi di tutti i cittadini, quello che ci hanno chiesto nel momento in cui siamo andati a votare il 4 marzo scorso.